Aumentano i controlli da parte della Polfer nel weekend di Ferragosto, 2228 persone, 31 veicoli controllati, 92 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 9 quelle a bordo di 18 treni, diversi servizi antiborseggio in abiti civili potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri e numerosi controlli lungo la linea ferroviaria volti ad evitare indebite presenze e rallentamenti del traffico. Questi risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria durante le festività appena trascorse grazie all'intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità. Anche quest'anno la Polfer del Friuli Venezia Giulia ha garantito che gli spostamenti in treno si svolgessero in sicurezza durante le festività di mezz'estate. E con noi in studio Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie. Grazie a lei direttore, grazie ai telespettatori. Abbiamo fatto il punto, insomma, in questa settimana anche la Polfer ha aumentato i controlli lungo i binari, a bordo treni, insomma si parla di 2300 controlli, un risultato importante considerando quella che è comunque la costante mancanza di personale. Bravo, nella premessa direttore lei ha già ottenuto una risposta che io do da tempo, grido da tempo, anzi approfitto di questi 2 minuti per dire che la prima settimana di settembre avremo la visita del capo della polizia in regione. Io ho chiesto già un colloquio con il capo della polizia perché dovrò denunciare quello che purtroppo altri colleghi di altre regioni hanno denunciato. Non dirò niente di nuovo su quella situazione italiana per quanto riguarda la Polizia di Stato, ma soprattutto non dirò purtroppo niente di nuovo su quello che sarà ed è la situazione pordenonese, il rispetto di quello che è oggi e quello che sarà da qua a 2 anni. Non ho detto da qua a 20 anni, ho detto da qua a 2 anni. Siamo già a metà anno, perché ormai è passato Ferragosto, avevo visto i controlli, quindi sarà mia premura risvegliare questo campanello d'allarme che io ho lanciato sia qua da tanto tempo ma anche sulla stampa. Quello che abbiamo visto è un lavoro che la Polizia Ferroviaria, mi creda e credetemi, ha fatto con intensa professionalità ma con molto di dispensa di personale perché come in tutte le forze di polizia anche la specialità della Polizia Ferroviaria ha sicuramente un deficit di personale enorme. Lo vediamo a Pordenone, anzi a Pordenone abbiamo vinto anche una battaglia su quello che riguarda le aggregazioni perché già un ufficio che non riesce a garantire H24 una turnazione fissa, ovvero nelle notti, a Pordenone riscontriamo che l'ufficio deve essere chiuso e chiuso per mancanza di personale. Nonostante ciò ci veniva chiesto anche di andare al confine a fare i controlli e chiaramente le nostre aggregazioni e soprattutto di questo che però al capo della polizia, le aggregazioni, perché siamo pochi, lasciateci stare, questo è quello che dirò in provincia. Mi auspico anche di trovare riscontro sulle forze politiche pordenonesi, certo. Il sindaco è sempre attento a queste cose e dovrà sapere quello che ne parlerò anche magari principalmente anche con lui, perché le forze di polizia a Pordenone, che siano carabinieri, che siano guardie di finanza, che sia polizia di Stato e che siano polizia locale, veramente ridotti all'osso, in extremis. Per quanto riguarda questa attività della Polizia Ferroviaria, dicevamo, ben venga, i risultati ci sono stati con immenso sforzo. È chiaro che in questo periodo dell'anno è un periodo di ferie, no? Come vediamo sulle strade, è un periodo importante per le stazioni, ma se vi ricordate, attenzione perché quelli sono, non cerchiamo di fare l'esercito del famoso film, no? Di Totò di spostare gli uomini, perché come le dicevo l'altra volta, chi ci segue in questi giorni, l'altra volta dicevo che quando c'è stato il problema dei problemi alle stazioni, il personale è stato aggregato alle stazioni, quando c'è stato il personale che era lì alle stazioni, li hanno dovuti spostare
presso i posti di polizia dell'ospedale, no? Perché c'erano problemi di episodi incresciosi contro i medici, contro il personale infermieristico durante le ore notturne, ma sempre quelli che erano alle stazioni li hanno presi e spostati là. Non va bene così, assurdo. E ricordiamo anche, oltre ovviamente all'impegno della Polfer, anche quello della stradale, insomma, nel weekend di Ferragosto, ma che si protrarrà anche chiaramente nel prossimo fine settimana, considerando che Autostrade Alto Adriatico ha diramato il bollino rosso. Sì, è una situazione anche questa grave, molto grave. Io mi sono sorpreso e voglio fare una battuta, mi fa sorridere, non avevo sentito diminuiti gli incidenti stradali, poi vado e sento anche i colleghi diminuiti gli incidenti stradali. È chiaro, ma quando la TV nazionale mi fa questa tipologia di rapporti mi fa sorridere, perché lo può dire, può raccontarlo a quelli che non sono del mestiere. Uno che come me fa il sindacalista dal 1991 e dice: ma come sono diminuiti gli incidenti stradali? Cosa è successo? Hanno aumentato più i controlli? No, parlano di un periodo dell'anno certo, diverso da quello di Ferragosto, di quello il primo weekend di agosto, no? Fanno il paragone con quelli di luglio, ma è ovvio che la gente in Italia si sposta in agosto, quindi è come quando ci sono meno incidenti sul posto di lavoro, no? Che non sono pochi. Chiaro, mancano i posti di lavoro, la gente non va a lavorare e ci sono meno incidenti sul posto di lavoro. Quindi vado a vedere da 35 persone decedute a luglio in alcuni weekend, solo il weekend, non dico ultimo scorso, ma il primo di agosto, 25 morti. 25 morti credo che siano tantissimi, 25 morti, tra cui 9 motociclisti, 10 automobilisti, un ciclista. Il più giovane aveva 16 anni, che era un pedone, e il più vecchio aveva 88 anni. Cioè, quando noi parliamo di numeri così alti, no? Non facciamo la pubblicità, sono morte meno persone, perché 25 persone morte sulla strada sono come 300 in guerra, no? Ecco, credo che siano situazioni che vanno viste. I controlli della polizia stradale in questo periodo si sono intensificati, ma ripeto sempre che si fa il pane con la farina che si ha. Torneremo sul tema, grazie Raffaele Padrone grazie per essere a voi, stato ancora con noi. Facciamo gli auguri ancora per gli ultimi sprazzi di persone che sono in ferie, sono 14 milioni, certo. Auguriamoci che queste persone possano ritornare e stare tranquilli alle proprie abitazioni e buon divertimento a tutti. Grazie ancora Raffaele Padrone, andiamo avanti col telegiornale. Il carcere di Udine in via Spalato è tra i penitenziari più sovraffollati in Italia. Ad affermarlo è l'ONG Nessuno Tocchi Caino, che sta monitorando tutti i carceri italiani, ha fatto tappa anche a Udine. Sentiamo.